Consuntivo settimanale del Dipartimento Regionale Attività Sanitarie. I contagi si riducono per la quarta settimana consecutiva. Crollo, però, delle vaccinazioni. In Sicilia la curva dei contagi si riduce gradualmente. Come emerge dal bollettino settimanale del Dipartimento Attività Sanitarie della Regione Siciliana, per la quarta settimana consecutiva ricorre un trend in flessione della curva epidemica. Nella settimana in conclusione è stato riscontrato l'11,5% in meno di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. E così anche i ricoveri, 463 adesso contro gli oltre 700 dal 21 al 27 febbraio. Però la campagna vaccinale si arena. Appena 3.900 prime dosi, che è il 41% in meno. Poi asticella verso il basso anche per le somministrazioni della terza dose. E il nuovo vaccino Novavax, che dovrebbe convincere gli indecisi, ancora non decolla. Il contagio non frena allo stesso ritmo in tutte le province. Infatti sono sopra la media regionale Messina, con 978 casi su 100.000 abitanti, Siracusa 884 e Ragusa 725. Le fasce d'età maggiormente a rischio sono tra i 6 e i 10 anni, con 1.554 infezioni su 100.000, tra gli 11 e i 13 anni con 1.412 e tra i 3 e i 5 anni con 1.358. Non a caso si tratta delle fasce d'età meno protette dalle coperture vaccinali. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono il 28,12% del target regionale. Sopra 12 anni, i vaccinati con almeno una dose sono l'89,64%, mentre la percentuale di quanti hanno completato il ciclo primario è dell'87,80%. È attualmente del tutto scoperto il 10,36% degli over 12. I ritardatari della terza dose sono 866.094. L'hanno già ricevuta 2.540.103 siciliani, pari al 74,57% degli aventi diritto. Anche nella provincia agrigentina si registra un crollo delle vaccinazioni, soprattutto tra i bambini. Il 70% tra i 5 anni e gli 11 anni non si è vaccinato. A febbraio ogni settimana sono state iniettate circa 27.000 dosi. Adesso poco più di 5.000. Dai 12 ai 59 anni è vaccinato l'87%. Gli over 60 vaccinati sono quasi il 90%. Invece dai 5 anni agli 11 anni è vaccinato solo il 30%. Nel frattempo adesso sono 2.434 i nuovi casi di Covid in Sicilia, a fronte di 16.893 tamponi processati. Il tasso di positività è al 14,4%. La regione è al settimo posto per nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 220.907, con un decremento di 1.501. I guariti sono 4.175. Le vittime sono state 28, per un totale dei decessi a 9.580. Negli ospedali i ricoverati ordinari sono 1.034 e quelli in terapia intensiva sono 67. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 613 casi, Catania 478, Messina 362, Siracusa 287, Trapani 192, Ragusa 236, Caltanissetta 106, Agrigento 373, Enna 55.